Accordo politico nella maggioranza, 55 miliardi per famiglie e imprese, permessi a tempo per i lavoratori stranieri necessari. Bagarre in aula su Silvia Romano, il leghista Pagano attacca neoterrorista Di Maio, superato il limite, PD insorge, chieda scusa. Nell'inchiesta dei magistrati di Milano le minacce di morte e gli insulti apparsi sui social contro la cooperante italiana liberata. Sileri, dal 1 giugno possibile spostamento tra regioni in Lombardia compresa, in arrivo linee guida per parrucchieri ed estetisti. Riaprire palestre e centri sportivi entro il 25 maggio è la proposta di Spadafora. Campionato di calcio ripartirà solo in sicurezza. La Cina blinda Wuhan, test per l'intera popolazione dopo nuovi positivi, caos riapertura nel Regno Unito, USA 1900 morti in un giorno. Addio a Giulio Savelli, l'editore di Porci con le ali, romanzo simbolo della generazione ribelle degli anni 70. Nei libri della sua collana Il pane e le rose, dice Pablo Echauren, che disegnò le celebri copertine, lo spirito del tempo con le libertà sociali e individuali. Buongiorno dalla TG1. Giornata decisiva per il via libera del governo al decreto rilancio. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri varerà misure per 55 miliardi per sostenere famiglie, lavoratori e imprese. Trovato l'accordo nella maggioranza sulla regolarizzazione dei lavoratori stranieri. In diretta Roberto Chinzari. Sì, oggi pomeriggio il decreto rilancio, centinaia di pagine, 55 miliardi, il peso di 2 finanziarie sarà in Consiglio dei Ministri. Stanotte è terminato il lavoro durato per tutta la giornata dei tecnici, trovato l'accordo